Le notizie le ho sapute indirettamente, diciamo, da altre persone che erano qua proprio di passaggio, hanno visto il corpo e mi hanno avvertito. Io, a dire la verità, non ci credevo, ho provato a chiamarlo, non rispondeva e allora ho chiamato subito i carabinieri mi avevano avvisato, sì, c'è stato un incidente mortale, però non mi avevano dato un nominativo. E mi sono recato subito qua nel posto e anche se non mi avevano lasciato guardare, ho visto le bici e insomma ho riconosciuto subito le bici. Una bici distrutta, il segno di riconoscimento del campione Davide Rebellin e il simbolo che resta della tragedia consumata in strada oggi a Montebello Vicentino. La vita dell'ex campione di ciclismo, spezzata a 51 anni mentre si allenava lungo la regionale 11, strada del Vicentino che conosceva bene. Nato a San Bonifacio, da anni viveva a Monte Carlo e si recava spesso a Lonigo, dove vive la famiglia. È stato travolto e ucciso da un camion. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il campione, ex ciclista su strada, professionista dal 1992, specialista delle classiche, aveva partecipato ad ottobre alla Veneto Classic, percorso che da Treviso lo aveva portato a tagliare il traguardo a Bassano del Grappa, dove ha chiuso la sua carriera dopo 30 anni di gare. Aveva appena dato l'addio alla carriera ciclistica e professionistica e lui comunque, come vede, si stava allenando sempre tutti i giorni perché era la sua vita, la sua passione e comunque aveva degli altri progetti con le bici e purtroppo il destino è andato così, insomma. L'incidente non gli ha lasciato scampo. Ora procedono le indagini dei carabinieri per ricostruire le dinamiche anche grazie all'ausilio delle telecamere e rintracciare l'autotrasportatore che non si è fermato. Non si esclude la possibilità che non si sia reso conto dell'impatto, ma chi vive e lavora in zona parla di una strada molto trafficata. La strada è molto trafficata. Dispiace che questo gravissimo incidente sia successo sul nostro territorio, che conta moltissimi appassionati di ciclismo.